tardi cari amici e buon anno a tutti. Benvenuti alla prima edizione del 2025. Effettivamente, non ne vedevamo dall'anno scorso. Colleghi, diamo un caloroso bentornato ai nostri amici. Oh, quanto calore! Possiamo incominciare con le notizie. Si è tenuto il Trump Day. Ovvero l'insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. E ovviamente l'evento ha dato tanto da parlare. E ci credo, perché ha fatto certe dichiarazioni. Migrante, gender, homes, a Panama. Ma dico io, ma che intenzioni ha questo presidente? Eppure, cara Mimma, non sono queste le cose che hanno fatto parlare. Tutti, ma tutti i giornali hanno parlato d'altro. E di cosa? Di cosa? Da popolare sommigliere. Signora Trump, come vede le dichiarazioni di suo marito? I don't vedo niente. E certo, questa coppola che vuoi vedere, figlia mia? Scopulamene va. Yes! Greek! My heart is yours! My heart is yours! Yes! Ma questo faccio saporito. Mimma, era Elon Musk. Mi sembra chiaro che abbia qualche problema di Tesla. E allora continuiamo a parlare della cerimonia di Trump. Giorgia Meloni era l'unica leader europea presente all'insediamento di Trump. Ma scusa, è l'auto leader europeo, un nero. No, tu no! Venga anch'io! No, tu no! Venga anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché no! No! Parliamo di altro e parliamo di Salvini. Insomma, da bene in peggio. Salvini è nell'occhio del ciclone. È crisi nei trasporti, è caos nei treni, cancellazioni, scioperi, ritardi, addirittura sabotaggi. Le opposizioni chiedono le sue dimissioni. Lo hanno definito il peggiore ministro dei trasporti di sempre. Oh Giorgia, meglio volevi già, perché va a finire, non ne va a tornare con Calessi.
Il problema è, ma dove lo metti? Effettivamente, un lumetto verde fa danno. E Santini dove lo metto non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto per carità. Ha capito l'ultima? Qual è il corno per un sindaco? Avere la testa fuori dal comune. E ora dobbiamo proprio salutarci, cari amici. Non è che per questo l'abitudine, ma non lo vedete. Continuate a seguirci sui canali social e su quelli di Diceto TV. Ricordate di mettere like, condividere e commentare. Noi i vostri commenti li leggiamo tutti. Più siamo e più